Cerimonia in regione per i 46 anni dell'Orcolat, che si lasciò alle spalle 1000 vittime di istruzione. Stasera la messa a Gemona, non solo memoria ma impegno per il futuro guardando ai giovani. La pandemia ha causato il fuggi dei farmacisti, difficoltà a trovare il personale provincia di Udine. La rappresentante di Confcommercio all'attacco, l'Università di Udine non sforna addetti. Un accordo in 10 punti per contenere i danni da fauna selvatica a partire da quelli causati dai 20.000 cinghiali liberi di circolare nelle campagne della regione è stato siglato da Coldiretti e Federcaccia. Un villaggio turistico da 450 posti nell'area dell'ex caserma sorgerà a Pontebbe, porterà 30 nuovi posti di lavoro, servizio navetta garantito per Pramollo, investimento da 29 milioni da parte di 2 investitori stranieri. Udinese domani a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ci aspetta una squadra arrabbiata, dice Cioffi, che però promette vogliamo fare più punti possibili, da qui alla fine troveranno un avversario motivato. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Prima una scossa d'avvertimento forte ma breve, poi alle 21 del 6 maggio 1976 quella catastrofica, una spallata di magnitudo 6.4 durata un interminabile minuto. I friulani lo definirono e ancora lo ricordano con il nome di Orcolat, il terremoto orco che 46 anni fa distrusse un'ampia parte del Friuli Collinare, portando morte e dolore e colpendo in particolare le province di Udine e Pordenone. Quel sisma con i circa 1000 morti, gli oltre 3000 feriti, le decine di migliaia di persone rimaste senza case, segna un passaggio, una demarcazione tra il Friuli per come era stato fino a quel momento e per come sarebbe stato dopo. I friulani si rimboccarono le maniche e giorno dopo giorno ricostruirono un'intera regione, il cosiddetto modello Friuli, dov'era e com'era, anzi meglio in alcuni casi. Oggi sui social il messaggio del Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, 6 maggio 1976, una data scolpita nel cuore per ricordare le vittime, celebrare il coraggio della ricostruzione e la grande umanità che tutto tenne assieme. Ora come allora, scrive ancora Fedriga sui suoi profili social, il Friuli Venezia Giulia non dimentica. Poi su Facebook le parole di Roberto Revelan, sindaco di Gemona del Friuli, 6 maggio 1966, quel giorno la forza del terremoto distrusse i nostri paesi, in quelli successivi la forza dei friulani servì a ricostruirli e rinascere, un pensiero alle vittime e ai familiari che mai saranno dimenticate. A Gemona le vittime del terremoto di 46 anni fa furono 400. La cittadina medievale fu completamente distrutta dal sisma del 6 maggio e dalle successive catastrofiche scosse del settembre 1976 per poi essere completamente ricostruita nel giro di un decennio. Saremo sempre grati a chi ci ha aiutati, ha aggiunto il primo cittadino Revelant. Momento centrale delle cerimonie di oggi, quella che si svolgerà a Gemona con la Santa Messa celebrata in Duomo alle 20 alla presenza del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Ci collegheremo nel corso del telegiornale in diretta con Davide Vicedomini che si trova a Gemona. Che messaggio consegna l'esperienza del terremoto alle nuove generazioni? Lo abbiamo chiesto all'assessore regionale Barbara Zilli, originaria proprio di Gemona. Assessore Zilli, a 46 anni dal terremoto, qual è il messaggio che possiamo proiettare al futuro, in particolare rivolti a chi? Alle nuove generazioni che allora non c'erano e che dell'Orcolat hanno tanto sentito raccontare e parlare senza però averlo vissuto sulla propria pelle? Beh, l'interpretazione moderna, io credo, del modello Friuli, della grande capacità che stava nel motto Fasin di Bessoi, nella grande lungimiranza di chi ha saputo al tempo mettere davanti la cultura del lavoro come cemento di una società per ricostruire. E oggi consegniamo ai nostri figli la responsabilità che è mista all'orgoglio per quello che è stato il modello Friuli riuscito nell'esemplare ricostruzione
di questi anni, ma soprattutto è l'invito a continuare su quel solco, che è il solco della competenza, nel lavoro come nella vita, e anche l'invito a non perdere quella coesione sociale che questa pandemia ha strappato via irrimediabilmente nei nostri comuni e anche nei nostri giovani. La coesione che fu fondamentale allora continua adesso, lo è forse ancora di più oggi, oltre l'individualismo, insieme per superare le situazioni di difficoltà, di crisi. Dobbiamo cogliere questa importanza che sta dietro al concetto di stare uniti. L'abbiamo perso perché ci sono tanti vantaggi derivanti dalla tecnologia moderna, ma nulla può sostituire una chiacchierata con un amico, io credo, o una cena in compagnia. Superata la paura legata agli effetti negativi della pandemia, dobbiamo riscoprire questo stare insieme che è proprio del nostro popolo friulano. Questa mattina a Udine è stata esposta a Palazzo Daronco l'opera Orcolat di Ivana Burello. Il ricavato della vendita sarà devoluto all'associazione 50+ per attività finalizzate a accogliere e tutelare i bambini e le famiglie ucraine arrivate a Udine. Esposta da oggi al primo piano del Palazzo Municipale di Udine l'opera dell'artista friulana Ivana Burello che, nell'avversario del terremoto, ricorda e rappresenta l'Orcolat del 1976. L'interpretazione artistica di quello che è successo il 6 maggio è rappresentata con segni, con colori che descrivono in maniera abbastanza eclatante il dolore, il sangue, quindi la morte e anche la passione e la forza con cui il popolo friulano ha reagito a questa calamità. Bisogna ringraziare l'artista perché assieme all'associazione 50+ daranno, questo quadro verrà venduto, ovviamente il ricavato verrà dedicato ai poveri ucraini, ai ragazzi ucraini, ai soldati ucraini, a quelli che sono venuti qui e che sono ospiti del comune. Assolto con obbligo di detenzione in REMS per 30 anni, la sentenza arrivata poco fa in Corte d'Assise a Trieste nel processo a carico di Alejandro Augusto Stefan Meran, accusato di aver ucciso gli agenti Matteo De Menego e Pierluigi Rotta in una sparatoria in questura a Trieste. Per i dettagli ci colleghiamo al telefono con Andrea Pierini. A te, buonasera. Buonasera anche ai telespettatori di Telefriuli. Sì, si è concluso più o meno come tutti immaginavano, con una sentenza di assoluzione, perché non era capace di intendere e volere in quel momento per Alejandro Augusto Meran, che comunque dovrà passare 30 anni in una REMS. Le REMS sono i nuovi carceri per i malati di mente, dove ovviamente sarà sottoposto a controllo. Nella sua sentenza, leggendo la sentenza, il giudice Enzo Truncellito ha sottolineato la pericolosità del soggetto che già altre volte aveva dato segnali di disturbo mentale. Il papà di Matteo De Menego, subito dopo la sentenza, questione di 5 minuti fa, ha detto: io mi vergogno di essere italiano. C'è stato anche un parapiglia, non vogliamo dire cose sbagliate, però c'è stato un parapiglia all'uscita degli avvocati difensori di Meran, il Bevilacqua si chiama, il Paolo e Alice Bevilacqua, chiedo scusa, i due avvocati sono stati verosimilmente anche aggrediti, almeno a parole, sicuramente dai familiari, che poi si sono scagliati, o meglio, hanno usato parole molto forti contro la procura, che aveva chiesto l'assoluzione. L'assoluzione perché? Perché la scienza ha detto che Meran in quel momento non era in grado di intendere e volere. De Nicola ha parlato in aula, non è lui il PM titolare dell'inchiesta, lui è il procuratore capo, e ha detto: non lo facciamo a cuor leggero, però questo ci dice la scienza. Ed è finito nel mirino comunque dei familiari. È anche immaginabile che ci sia tanta rabbia in questo momento, perché insomma 2 agenti di polizia sono rimasti uccisi e il loro assassino, perché nessuno ha messo in dubbio che sia stato lui ad ucciderli, è formalmente innocente, ma appunto dovrà scontare 30 anni nelle REM. Se non ci sono domande da studio io ti restituisco la linea. Grazie ad Andrea Pierini. Fuori dal Tribunale da questa mattina si è posizionato un picchetto di appartenenti al sindacato di polizia per chiedere giustizia e offrire solidarietà alla famiglia dei 2 agenti uccisi. Davanti al Tribunale per chiedere giustizia per Matteo e Pierluigi.
Siamo la seconda volta a fare il sit-in, in primo luogo per dare solidarietà ai parenti delle vittime e per dare un segnale di presenza nella speranza che la giustizia faccia il suo corso e che riusciamo ad avere una condanna per questa persona che ha 2 omicidi sulle spalle. Avevano fatto il pieno di super marijuana a Gorizia, probabilmente oltre confine. Madre e figlio residenti a Martignacco sono stati condannati dal GUP di Udine. Nella loro macchina c'era più di 1 chilo di super marijuana. Madre e figlio sono stati condannati a 2 anni e a 1 anno e 4 mesi di carcere. E la pena inflitta con il rito abbreviato a una donna di 47 anni e a un ventenne, entrambi di Martignacco, dal GUP di Udine, Maria Rosa Persico. Il PM aveva chiesto oltre 3 anni di reclusione per la mamma e 2 anni e 10 mesi per il ragazzo. I due, di ritorno da Gorizia, forse dopo aver fatto il pieno oltre confine, sono stati fermati nell'ottobre 2021 per un controllo. Lo stupefacente era custodito in una borsa trovata nella vettura. In casa loro, perquisita successivamente, sono stati trovati altri 240 grammi di marijuana. Dalle analisi è risultato che la percentuale di principio attivo contenuto nella droga era talmente alto da poterci ricavare più di 7.600 dosi singole. La madre, con precedenti specifici, ha cercato di prendersi tutta la colpa, ma senza riuscirvi. Nel portafoglio del figlio disoccupato, infatti, le forze dell'ordine hanno trovato quasi 1.000 euro in contanti. I due erano difesi dall'avvocato Pier Aurelio Cicuttini. Andiamo a vedere i dati della pandemia con 8 vittime con Covid registrate nelle ultime 24 ore nella nostra regione. Si tratta prevalentemente di persone anziane, 6 uomini e 2 donne. Il più giovane aveva 72 anni. 763 invece nuovi contagi emersi in regione attraverso i 7.501 tamponi eseguiti ieri. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 7, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 160. Ed ora ritorniamo alle cerimonie in regione per i 46 anni dall'Orcolat, momento centrale delle cerimonie di oggi, quella che si svolge in questo momento a Gemona e con poi la Santa Messa celebrata in Duomo alle 20. Ci colleghiamo in diretta con Davide Vicedomini. A te, buonasera. Sì, buonasera a tutti i telespettatori, ci troviamo qui a Gemona per ricordare i 46 anni del terremoto. Prima di tutto una battuta con il sindaco Roberto Revelant perché si è appena concluso la prima fase di questa cerimonia per ricordare insomma l'aiuto che hanno dato i vigili del fuoco con la commemorazione davanti al Cippo e dopo come proseguirà la celebrazione. Sì, è stato un momento significativo quello che abbiamo appena trascorso e quindi è il primo passaggio che abbiamo voluto fare assieme ai rappresentanti istituzionali dello Stato, dei Vigili del Fuoco, al sottosegretario dello Stato e quindi credo che sia l'anticipazione di quello che è il momento commemorativo della comunità di Gemona che si celebrerà adesso in Duomo, ove verranno ricordate ovviamente le 400 vittime e dopo ci sarà ovviamente il passaggio, il corteo verso il cimitero dove concluderemo la celebrazione odierna. Presidente del Consiglio regionale Zanin, dal grande dolore è nata poi un'opportunità col terremoto. Ma diciamo che è la testimonianza della parola crisi, che vuol dire punto di svolta, cioè è stato un dramma che ha colpito profondamente, ma del quale i cittadini del Friuli Venezia Giulia, del Friuli, ma insieme alla grande solidarietà nazionale e internazionale è riuscito a ripartire. È riuscito a ripartire disegnando un Friuli nuovo, perché il Friuli prima del terremoto è un Friuli arretrato, molte volte è un Friuli di economia agricola, e si è inventato invece un Friuli che ha preso a piene mani il progresso, che ha ricostruito ed è riuscito insomma in qualche modo a essere attore principale nella scena non solo nazionale ma internazionale. Abbiamo anche il sottosegretario Sibiglia con noi e qui è nato un modello che tutta l'Italia deve trarre spunto. Sì, diciamo che è un piacere poter raccontare come da un evento tragico, drammatico che accomuna molte zone del nostro territorio italiano ci fa sentire così vicini nel dolore, ma ci fa sentire anche
bene, nel senso che si può ripartire da eventi così tragici, e questo è un esempio che dobbiamo trarre da quanto possiamo fare, dobbiamo fare dopo tutto quello che abbiamo subito con la pandemia, no? Adesso abbiamo appunto avuto la forza di farci valere in Europa, avere questi fondi del PNRR quando insomma c'erano le trattative importanti da fare, e oggi la cosa importante è poterli utilizzare al meglio. Quindi questi sono esempi che dobbiamo tenere ben presenti, e mi auguro che tutto il Paese abbia questa responsabilità. Noi oggi ci riuniamo tutti, dal nord al sud al centro, siamo tutti pieni di tragedie anche dal punto di vista idrogeologico nel nostro Paese, e forse è arrivato il momento di pensarci tutti a usare le risorse nella miglior maniera possibile. Ringraziamo il sottosegretario e vi restituiamo la linea. Grazie a Davide Vicedomini. Cambiamo argomento, parliamo di farmacisti. Troppa mole di lavoro a causa della pandemia e non si trovano. Sono circa 40 le farmacie in provincia di Udine a caccia di personale. La rappresentante di Confcommercio, Antonella Colutta Tuona, l'università non sforna addetti. Credo ci sia una quarantina di colleghi che stanno cercando collaboratori da inserire in forza all'interno delle nostre farmacie. Motivo? I motivi sono tanti, credo che sia alla punta dell'iceberg sia stato dato dalla pandemia, con turni spesso oltre il limite dell'orario, e soprattutto con un lavoro che non rispecchia quello che è la nostra formazione, e questo ha creato un po' un fuggi-fuggi. Qualcuno se n'è andato nel mondo della scuola, qualcuno è andato in pensione, e qualcuno è uscito, ha preferito scegliere la libera professione con un rapporto non subordinato. L'università, le scuole, l'istruzione riesce a formare nuovi farmacisti? Diciamo che l'università non ha adeguato il numero e non ha saputo prevedere il numero di farmacisti che sarebbero stati necessari negli anni. C'è un altro problema, che l'università ha bisogno di aggiornamento anche per quanto riguarda i corsi e la formazione, cioè la farmacia è cambiata, l'università poco. Un accordo in 10 punti per contenere i danni da fauna selvatica, a partire da quelli causati dai 20.000 cinghiali liberi di circolare nelle campagne della regione. È stato siglato un protocollo da Coldiretti e Federcaccia. Un accordo in 10 punti mirati al contenimento dei danni da fauna selvatica, a partire da quelli provocati dai cinghiali. Coldiretti e Federcaccia del Friuli Venezia Giulia si alleano per favorire azioni comuni contro i 20.000 esemplari liberi in circolazione. Penso che sia una cosa veramente interessante, che possa essere anche replicata su altri territori. Sappiamo quanto sia importante contenere la fauna selvatica, non solo per i danni che provoca alle culture in senso generale, ma ci sono anche, come diceva il Presidente, incidenti stradali, altre questioni che ovviamente incidono sulla vita sociale della popolazione. Quindi cercare di formare le persone, informare, coordinare tutta una serie di operazioni che contengano la fauna, penso che sia una cosa veramente seria ed importante. L'auspicio è che questi avvicinamenti, che sono sempre più visibili, quindi le persone non erano abituate, cioè sapevano che esisteva un lupo, ma non erano abituate a vederlo vicino ad un plesso scolastico, come è accaduto. E io credo che quell'emergenza che adesso comincia ad essere vista dalle persone diventerà piano piano anche spinta ad un cambiamento del sistema di controllo della fauna a livello sociale, non a livello di alcune categorie, ma molto più diffuso. Un'ottantina di piante di prosecco sono state danneggiate volontariamente nei confronti di un'azienda di Bertiolo. Il proprietario amareggiato: mi dispiace per il gesto, non per il danno, che ammonta a qualche centinaia di euro. Indagini dei carabinieri che contano molto sulla presenza delle fototrappole. Un vero e proprio atto vandalico da parte di persone evidentemente frustrate, che non hanno trovato di meglio che danneggiare un'azienda agricola che orgogliosamente ha creato e mandato avanti la sua coltivazione vitivinicola Prosecco. Obiettivo il vigneto di Marco Driutti di Bertiolo, che si è ritrovato con una serie di tagli di tralci nell'appezzamento compreso tra il capoluogo bertiolese e Rivolto di Codroipo. Ad agire malviventi sicuramente durante la notte, che se la sono presa con un'ottantina di piante, danneggiandole in maniera più o meno seria. Un fatto simile non si era mai verificato, e quello che dà fastidio al proprietario del gesto, più che
anche il danno che ammonta a qualche centinaio di euro. Chi ha agito aveva due vie di fuga molto veloci, da una parte la strada regionale napoleonica e dall'altra via Madonna che porta nel Codroipese. Mi dispiace molto, racconta l'imprenditore agricolo Marco Driuti, chi ha fatto il danno si è fatto una camminata con le forbici in mano e poi ha tolto il disturbo. Del fatto sono stati informati i carabinieri che potrebbero avere un aiuto dalle fototrappole installate in zona. Mi auguro che l'Unione Europea segua le indicazioni di Draghi. È importante mettere un tetto europeo al costo dell'energia. Intanto noi nella manovra di assestamento che porteremo in aula metteremo ingenti risorse per affrontare la crisi. A dirlo il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, intervenendo in video collegamento al tavolo di lavoro Ucraina, reagire insieme, la guerra e il mondo che sarà, svolto a Pordenone. Per Fedriga è stato un errore non differenziare le fonti energetiche, perché crisi internazionali e decisioni unilaterali di paesi come la Russia creano problemi economici anche sul fronte della componentistica e delle materie prime. Per questo, ha rimarcato, sarà importante l'opera del governo di trovare nuovi fornitori, ma dobbiamo ridiscutere anche la produzione interna con la transizione ecologica. I rigassificatori saranno fondamentali soprattutto per nuovi accordi. Federica ha aperto anche un nucleare pulito senza produzione di scorie, per il quale non si può dire no a priori. Quanto ai rapporti con l'Ucraina, il governatore ha sottolineato l'importanza di questo paese per la filiera dell'acciaio, strategica per il Friuli Venezia Giulia. All'incontro è intervenuto da remoto anche il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, secondo il quale servono misure strutturali e strumenti appropriati di sostegno per far sì che non venga distrutto tutto o in parte il nostro tessuto produttivo. Sparcasse supera il 66% di azioni di Civibank e in borsa crolla la PIL dei titoli della banca friulana che non trova più compratori sul mercato. L'amministratore delegato alla banca Alto Tesina, Nicola Calabrò, spiega a Telefriuli cosa sta succedendo e quali sono le prospettive per gli azionisti. Oggi per la prima volta da ottobre, quindi da ottobre non ci sono state mai settimane in cui non ci fossero scambi. Questa settimana è la prima settimana, quindi degli ultimi 5-6 mesi, in cui il titolo non ha più scambiato. Non ha più scambiato vuol dire che non si è più incrociata la domanda e l'offerta. Fenomeno prevedibile, per certi aspetti già annunciato, prospettiva futura, un'ancora più forte situazione di rarefazione degli scambi che farà sì che chi da questo momento in poi volesse vendere sull'AMTF le proprie azioni farà sempre maggiore difficoltà a trovare compratori disposti a comprarle. C'è un prossimo appuntamento che è quello del 25 maggio con l'assemblea dei soci di Civibank. Chi potrà partecipare a quella assemblea? Solo chi non ha aderito all'OPA o anche coloro che hanno deciso di aderire? Entrambe le categorie. All'assemblea possono partecipare tutti coloro che erano titolari di azioni nel momento in cui si va a prendere come punto di riferimento il 20 di aprile come data di possesso. Quindi coloro che non sono già andati in banca per richiedere di votare per tutti quelli che sono i temi assembleari e anche esprimere il proprio gradimento per la lista proposta dal CDA uscente guidato dalla Presidente Del Piero oppure la lista proposta a Sparcassa, ecco, hanno la possibilità di andare in filiale, compilare il modulo e qualora ritenessero, come noi auspichiamo, di voler sostenere la nostra lista che è quella del rinnovamento, votare la lista Sparcasse. Un progetto di riqualificazione dell'area dell'ex caserma permetterà a Pontebba di realizzare un nuovo villaggio turistico alberghiero da 450 posti letto, porterà anche 30 posti di lavoro e il rilancio del collegamento tra Pontebba e Pramollo, grazie anche a un servizio navetta dedicato. Sarà pronto nel 2025 per una spesa totale di 29 milioni di euro da parte di 2 investitori privati stranieri. Arrivano nuove opportunità a Pontebba dopo la rinuncia del progetto per la realizzazione di una cabinovia per raggiungere Passo Pramollo. Questa volta grazie agli investimenti di 2 privati che a Pontebba, nell'area dell'ex caserma, realizzeranno un villaggio turistico alberghiero con servizio navetta per raggiungere il comprensorio sciistico austriaco. Sarà strutturato con delle unità abitative indipendenti, monofamiliari o bifamiliari, tutte con una tematica di carattere montano. È un'opportunità importante, prima di tutto per i posti di lavoro che riusciremo a concretizzare,
potrebbero essere circa una trentina. Sono 3 ettari, saranno 450 posti letto e sarà un investimento importante che darà una prospettiva non solo a Pontebba ma anche alla Vallata, perché gli imprenditori sono interessati a sviluppare una serie di sinergie anche con i comuni vicini, con Tarvisio, con Ermagor, perciò creando un sistema a valle. Questi investitori hanno realizzato già degli investimenti importanti nel distretto di Ermagor, 1200 posti letto che hanno già concretizzato e stanno concretizzando in quella zona, e adesso insomma sono arrivati qui a Pontebba e da un po' che stiamo lavorando a quest'idea progettuale, l'abbiamo un po' condivisa, costruita assieme, anche dandogli dei suggerimenti, cercando un po' di portare avanti un'idea, una prospettiva che potesse essere valida per il territorio intero. Prosegue il percorso di avvicinamento a EIOF 2023. La Regione ha appena varato l'ammodernamento e adeguamento di una struttura a ridosso delle piste a Sappada del valore di 1,5 milioni di euro. Saranno almeno 500 gli atleti e i membri degli staff che saranno ospitati tra Sappada e Forniavoltre nel corso del Festival Olimpico Invernale della Gioventù Europea EIOF 2023 dal 21 al 28 gennaio del prossimo anno. E la Regione ha instaurato una fitta rete di investimenti per la promozione, l'ampliamento e l'adeguamento delle strutture ricettive e delle piste da sci di fondo. Un immobile strategico nella zona degli impianti sportivi è l'ultimo frutto di questa serie di accordi. All'interno dello stabile, che sarà interamente ristrutturato, in questo momento trovano spazio solamente gli spogliatoi della locale squadra di calcio, ma per EIOF sarà organizzato su 3 livelli e accoglierà in ugual misura turisti e atleti. È un traguardo che stiamo raggiungendo con fatica, ma siamo contenti oggi che abbiamo consegnato i lavori. Sono 1,5 milioni per una palazzina che ospiterà sia la giuria che gli atleti, ma anche la stampa, ma soprattutto avrà un grande futuro perché potrà essere usata dal territorio anche per altri eventi. Sappada necessita di una struttura del genere. Sappada ha una grande tradizione nello sci nordico, sia a livello di atleti ma anche a livello di organizzazione di grandi eventi. Pordenone piange la scomparsa dell'ex vice sindaco Eligio Grizzo, mancato nella notte a 74 anni. Pordenone è in lutto per la morte di Eligio Grizzo, vice sindaco e assessore alle politiche sociali della città fino a pochi mesi fa, nel primo mandato del sindaco Alessandro Ciriani. Grizzo se n'è andato a 74 anni nella notte, vinto da una breve malattia. Orgogliosamente uomo degli Alpini, di cui era stato ufficiale, è stato un punto di riferimento delle penne nere del Friuli occidentale. Diverse le missioni nel mondo in divisa che gli erano valse nel 1993 anche il titolo di Cavaliere della Repubblica al merito. Il destino ha voluto che se ne andasse proprio nel giorno della Dunata Nazionale di Rimini, mentre quella di Pordenone nel 2013 l'aveva vissuta da protagonista, avendo fatto parte del comitato organizzatore. La sua grande passione è stata la politica. Amministratore in comune a fine anni 90, ai tempi del sindaco Pasini, è stato per 2 anni assessore del comune di Cordenonse, poi vicepresidente della provincia al fianco di Ciriani, con cui ha poi condiviso la recente esperienza in municipio, sempre nelle fila della Lega, partito che aveva abbandonato recentemente dopo la mancata rielezione in comune. È un uomo di una simpatia contagiosa, difficilmente arrabbiato, sempre disponibile al dialogo con me, come con i suoi colleghi di giunta e così come con il pubblico, con le persone. Un uomo che aveva un uniforme comportamentale che gli derivava dal fatto di essere stato orgogliosamente alpino. E questo suo rigore comportamentale lo trasmetteva nell'attività che faceva. Pordenone non ha perso solamente un grande cittadino, ha perso un grande amministratore. Grizzo lascia l'amata moglie Doris Cescutti, le figlie Elisa e Cristina e il nipotino Martin. La notizia della sua scomparsa, diffusasi rapidamente, questa mattina ha creato stupore e tristezza in città. Tantissimi messaggi di cordoglio alla famiglia e sulla sua pagina Facebook. Il mondo della cultura è in lutto per la morte di Ottavio Sgubin, il pittore degli ultimi. Se n'è andato in silenzio, senza clamore, come aveva sempre vissuto, nonostante la potenza della sua arte. Ottavio Sgubin, il pittore degli ultimi, è morto 81 anni, qualche giorno dopo Pasqua, nella sua casa di Roveredo in Piano, dove viveva con l'amata moglie Piera e dove aveva lo studio. Dipingere è stata la sua vita. Originario di Fiumicello, si era trasferito da anni per amore nel Pordenonese. Ha voluto trascorrere gli ultimi giorni con i suoi affetti, la moglie, le figlie Tiziana e Patrizia. Era diventato famoso per il ciclo sui Barboni, con opere esposte in tutta Italia.
Italia, nelle principali stazioni ferroviarie del paese, nella Basilica di Sant'Eustachio a Roma, sempre dalla parte degli ultimi, i poveri, gli immigrati, i discriminati. Li ha raccontati con i colori, a suo modo, come i suoi amici, Don Gallo, Don Ciotti, padre Alex Zanotelli. Lascia anche la sorella Marta, che vive a New York, famosa per essere stata la tata dei Kennedy. Non ha voluto epigrafi, Ottavio, né funerale, se n'è andato in silenzio, lasciando in eredità la sua arte, quella di un grande maestro. A poche ore dalla Dunata Nazionale degli Alpini, una delle canzoni più intonate è Ste Lutis Alpinis, scritto dal compianto Arturo Zardini, che a 100 anni dalla sua morte viene ricordato dal nipote Giuliano Rui. Ste Lutis Alpinis è un brano scritto dal pontebano Arturo Zardini, una canzone sempre attuale a ridosso della Dunata Nazionale degli Alpini, ma anche perché a breve si celebreranno i 100 anni dalla morte del compositore, ricordato nel centro pontebano come un compagnone, un personaggio molto scherzoso e alla mano, amante del gioco delle carte, definito come soldato, arruolato nei fanti, arrivato al grado di furier maggiore, musicista e poeta, autore di diversi brani dedicati all'esercito, un ricordo del nipote Giuliano Rui. È una preghiera, viene definita la preghiera dell'alpino. Infatti lui parla il morto, che sotto, diciamo, parla con la moglie che praticamente va a trovarlo nelle rocce dove è stato sepolto. Ecco, diciamo. Senta, che cosa significa essere nipote di un grande della musica? Ma oggi come oggi lo sento molto di più. Quando ero giovane, come tutti i giovani, portava poco. E poi gli inediti di Zardini, fra i quali Inno agli Alpini, titolo in italiano e testo rigorosamente in friulano, una sorta di brano della rivincita dopo le vittorie dell'Italia in Libia e per rispondere ai continui sfottò degli austriaci per le ripetute sconfitte, rischiando anche grosso. È andato a eseguirla diciamo in aprile addirittura lui sulla Rosta, che era a pochi metri dall'Austria, da parte italiana, col coro e penso anche con la banda. E questo amico, il giorno stesso che è venuto qua a Pontebba dall'Austria, è andato a farsi il bicchiere, gli ha detto: Turo, non venire di là perché c'è ordine di arrestarti e di internarti. Torniamo alla notizia dell'assoluzione da parte della Corte d'Assise di Trieste di Alejandro Meran, accusato di aver ucciso gli agenti Matteo De Menego e Pierluigi Rotta nella sparatoria in questura a Trieste. È stato assolto con obbligo di detenzione in REMS per 30 anni. Sentiamo il procuratore di Trieste Antonio De Niccolo e il papà di Matteo De Menego, Fabio. Io non dico che sia soddisfattissimo oggi, non ci può essere gioia in un momento del genere, ci mancherebbe altro. Questa è una tragedia, ma la conclusione di diritto della non imputabilità purtroppo è questa. Cioè, non ci sono in questo momento, in base alle norme e alle prove che abbiamo, alternative. È una vergogna, è un processo vergognoso e un verdetto vergognoso. Mi vergogno di essere italiano. Torniamo a Udine, dove è stata superata la soglia dei 58.000 visitatori per la grande mostra La forma dell'infinito di Casa Cavazzini, un successo per l'assessore ai grandi eventi Maurizio Franz, che sottolinea come la mostra abbia garantito importanti ricadute per i commercianti di Udine e per gli operatori. Per l'assessore alla cultura Fabrizio Cigolot questa mostra segna un punto di svolta per Udine, perché d'ora in avanti, dice, sulla base dell'esperienza acquisita, Casa Cavazzini potrà porsi come punto di riferimento per le più importanti iniziative espositive. Siamo in chiusura, ma tra poco Sport FVG, in apertura l'Udinese, domani a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Sentiremo naturalmente l'analisi del tecnico Cioffi, quindi vi lascio Sport FVG, grazie per l'attenzione e buona serata con Telefriuli.